Don Mario Sorci, oggi si incontra qui con i sindacati il cartello sociale per annunciare ufficialmente una manifestazione che si terrà il prossimo 20 aprile, un cosiddetto sit-in davanti alla prefettura alle ore 9, per quali gravi problemi relativamente alla gestione delle risorse idriche e della costituenda AICA. Semplicemente perché fino ad oggi soltanto 5 sindaci hanno versato la quota ricevuta dalla Regione come prestito perché AICA possa essere in grado di gestire in maniera adeguata il servizio. 12 hanno già deliberato ma attendono che i soldi vengano accreditati e poi dovrebbero versarli al Comune. Tutti gli altri, se ci sono delle decisioni diverse dal punto di vista politico, di non continuare a sostenere o di non avere forse mai sostenuto AICA, si dica pubblicamente e ognuno si assume le proprie responsabilità. Quindi ci vedremo davanti alla prefettura per significare questo nostro no a questo tipo di scelte e questo tipo di impostazione. Noi siamo per la gestione pubblica dell'acqua, siamo per la gestione così come è stata impostata, non capiamo perché ci si stia comportando in questo modo. Quindi lei è convinto che da parte di alcuni sindaci ci sia la volontà di non continuare a sostenere l'AICA? No, io vedo i fatti. Se si doveva da parte di ciascun comune deliberare prima e poi ottenere la quota di prestito e versarla ad AICA, perché non è stata fatta? 1 più 1 fa 2, se ci sono altre motivazioni che si dicano pubblicamente, non sono convinzioni mie, io mi auguro di sbagliare in questa, chiamiamola, considerazione, ma è matematica. Se tu chiedi come AICA un prestito alla Regione perché da sola non è in grado di andare avanti e poi ti viene chiesto di deliberare in consiglio comunale, di fare la richiesta di avere la quota parte e non la versi, qualcosa non va, qualcosa non funziona. Questo comporta chiaramente dei disguidi anche a livello di distribuzione idrica? No, non credo. AICA e i membri che gestiscono AICA sono votati, scelti dagli stessi sindaci, quindi è chiaro. Fino ad adesso devo dire che chi è stato al vertice di AICA fino ad adesso ha fatto una gestione pubblica con trasparenza. Che il servizio vada migliorato è sotto gli occhi di tutti. Tante le tematiche, sentiamo ora i rappresentanti del cartello sociale che ci spiegheranno brevemente la loro posizione relativamente a questa sit-in di giorno 20 davanti alla prefettura per la gestione dell'AICA. Iniziamo con la Will. Vogliamo capire le volontà di molti sindaci della provincia di Agrigento che remano contro la gestione pubblica dell'acqua in provincia di Agrigento, quindi contro AICA. Quindi vogliamo capire realmente quali sono le loro volontà. Da un lato prendono acqua anche per i loro fabbisogni e non la pagano, dall'altro non versano i finanziamenti che dovrebbero arrivare dalla Regione e dall'altro c'è pure la volontà di cercare di rendere zoppa quella che è nata per gestire pubblicamente l'acqua in provincia di Agrigento. Alcuni sindaci pensano e vogliono scambiare AICA come il proprio bancomat comunale. Faccio un esempio: hanno utilizzato acqua per euro 800.000, questi non li hanno pagati. Ci sono comuni scandalosamente come Licata, che non ha neanche versato la quota di partecipazione, che non ha versato un centesimo per i servizi che riceve. Allora, questi devono capire che indietro non si torna. Noi abbiamo salutato positivamente la nascita di un CDA sganciato dalla politica, abbiamo l'impressione che qualcuno si voglia accanire contro questo CDA per cambiarlo e metterci qualcuno che consenta di tornare al passato. Il cartello sociale questo non lo consentirà. Atteggiamento contraddittorio: da un lato vogliono un servizio, dall'altro lato si mettono quasi per traverso, anzi si mettono di traverso per non farlo camminare. Noi sosteniamo che gestire il servizio pubblico con un'azienda pubblica sia una grande opportunità che si è creata nel territorio e che, se non opportunamente sfruttata, credo che dimostriamo ancora una volta che siamo la seconda e la terza Italia.
e questo secondo me un primo cittadino responsabile non lo può permettere. Ecco, brevemente sentiamo anche il dottore Pezzino della unità pastorale. Allora, noi vogliamo capire in maniera abbastanza chiara se questi ritardi sono dovuti a delle disfunzioni burocratiche, a un ripensamento rispetto alla scelta originaria fatta, oppure se ci sono delle motivazioni ancora più gravi, cioè una strategia vera e propria per affossare l'AICA fin dalla sua nascita.